Abbiamo un nuovo governo, un nuovo ministro dell'università. Quali sono le segnalazioni di questo territorio da porre alla sua attenzione proprio per il profilo universitario? Beh, il Veneto è una regione di eccellenza universitaria che sforna tantissimi ragazzi che poi vanno sia a livello nazionale che a livello internazionale a lavorare per tantissime imprese. È un territorio su cui investire, quindi il messaggio che porteremo a Roma è quello appunto di investire il più possibile sul territorio veneto, in particolare su Vicenza, che è questa nuova realtà dove tutte e tre le università, Verona, Padova e Venezia, sono presenti. E le richieste per la città invece? Le richieste per la città sono naturalmente un supporto per il PNRR sul quale stiamo lavorando per tantissimi progetti che troveranno appunto luce nei prossimi anni grazie al supporto anche del Governo nazionale. C'è stato il primo Consiglio dei Ministri, al prossimo sul tavolo l'autonomia. Beh, io spero che al prossimo ci sia il grande provvedimento per questa congiuntura astrale negativa, questi due cigni neri, no? Il Covid e la guerra che pesano nei bilanci delle famiglie. Non dimentichiamo che il 10% dei veneti, ma anche dei cittadini italiani, vivono alle soglie della povertà, quindi stiamo parlando in Veneto di almeno 500.000 persone che non sbarcano lunaria. Quindi assolutamente un intervento urgente per bollette e per tutta questa congiuntura astrale negativa che oggi si sta già timidamente ma visibilmente traducendo anche in accesso ad ammortizzatori sociali e a disoccupazione. Dall'altro poi c'è la partita dell'autonomia, l'autonomia è una partita importante, è una partita che i partiti che sostengono questo governo hanno sostenuto in occasione del referendum, per cui direi che per un fatto di coerenza e linearità l'autonomia deve essere approvata da questo governo. Tra ministri veneti, nessuno della Lega, però c'è il Presidente della Camera della Lega. Che idea, la sua valutazione sul nuovo governo? Ma cosa vuole? Io non mi faccio idee, nel senso che le nomine vengono fatte da chi deve fare le nomine e qua a Veneti non siamo abituati a guardare i risultati. Se ci saranno i risultati faremo salti di gioia e diremo sono arrivati quelli giusti. Se non ci saranno risultati andrà veramente a finire male perché sarebbe veramente una tragedia. Questo è un governo che ha grandi responsabilità, grande consenso e crea anche grandi aspettative. E come diceva Adriano nelle sue memorie, il grado di soddisfazione è direttamente proporzionale alle aspettative.